Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione della rassegna stampa di sabato 20 novembre. Iniziamo quest'oggi dal Corriere delle Alpi. In prima pagina il titolo principale: Ultima chiamata per ACC, sponda con Confindustria. La Regione al lavoro per attivare Fincantieri e le aziende della refrigerazione commerciale. Il dossier per la cessione presentato a colossi del bianco e realtà europee dell'automotive, spiega il Corriere delle Alpi. Dialogo fitto tra la Regione e le Confindustrie del Nord-Est per mettere a punto un gruppo di intervento rapido per soccorrere ACC, chiamando a raccolta ciascuno per le aree di business di sua competenza. Fincantieri è il leader della refrigerazione commerciale veneta, da Arneg a Costan ad Erigo. Il termine per le manifestazioni di interesse scade oggi. E la fotonotizia della prima pagina è dedicata a una corsa motoristica all'Alpe del Nevegal nella Serie A delle cronoscalate. Amarezza per la Pedavena Crocedaune, che invece è stata declassata. Sorpresa per gli appassionati delle cronoscalate automobilistiche. L'anno prossimo l'Alpe del Nevegal sarà una gara valida per il campionato italiano velocità montagna, mentre la Pedavena Crocedaune sarà declassata a trofeo. Le date più probabili sono quelle del 30-31 luglio per la cronoscalata sulle salite che portano in Nevegal. La Pedavena Crocedaune invece si dovrebbe correre nel weekend del 5-6 settembre. Ma andiamo all'interno del Corriere delle Alpi, dove le prime pagine sono dedicate alla pandemia. La pandemia frena, picco vicino, pressing per l'obbligo vaccinale. Questo è l'articolo che troviamo in pagina 2, che propone un aggiornamento a livello nazionale, aggiornamento che si avvale anche di una cartina con gli indicatori regione per regione. L'indice di contagio fermo a livello nazionale a 1,21. Confindustria rilancia sull'imposizione dell'obbligo vaccinale, ma la maggioranza è divisa. Alcuni presidenti di regione chiedono di applicare le restrizioni da fascia gialla solo ai no vax. Draghi punta tutto sulla immunizzazione, terza dose in arrivo già dopo 5 mesi. La prossima settimana il decreto. La terza dose sarà estesa da subito anche agli under 40. Lockdown per chi non è protetto. 2 italiani su 3 sono favorevoli. Si tratta di un sondaggio sulla vaccinazione dei bambini, è d'accordo solo il 44,3% degli intervistati. Meno di 1 su 2 è favorevole alla immunizzazione appunto dei più piccoli. Il 47,5% degli intervistati teme le strette sul Natale, come è già capitato lo scorso anno. E ancora, da situazioni di carattere nazionali la situazione del Veneto: 656.000 Novax, così il Covid si diffonde e c'è l'allarme influenza. È il richiamo, la sottolineatura operata ieri dal presidente Zaia. Campagna terza dose, 500 messaggi al minuto e 1,6 milioni di terze dose entro l'anno. Secondo Zaia, il lockdown per non vaccinati sull'esempio austriaco non è attuabile. E ancora per Zaia: restiamo in bianco, ma in un mese può succedere di tutto. Gli ospedali sono presi d'assalto a causa dei virus respiratori, cioè dell'influenza tradizionale. Francesca Russo, direttrice del Dipartimento di Prevenzione della Regione: vogliamo garantire il più possibile le lezioni in presenza, tuttavia l'andamento epidemiologico è preoccupante. Nella scuola, a livello regionale, oltre 2.000 i positivi e non si esclude una stretta. Per la provincia di Belluno, per la Verità, nell'ultima settimana, ha informato l'ULSS, sono diminuite da 42 a 33, quindi di 9 unità, le classi sotto sorveglianza scolastica.
Basta perdere tempo, fare subito la terza dose, gli anticorpi a picco dopo il quinto mese. Questo è il parere di Giuseppe Lippi, presidente della Scuola di Medicina di Verona, che ha coordinato uno studio sul calo della protezione dopo il vaccino. Abbiamo stimato che il 50% della popolazione sarà senza protezione dopo 8 mesi. Tra i Novax ci sono i talebani e altri con cui si ragiona: non spreco risorse con i radicali. Queste alcune altre osservazioni del dottor Lippi. Ma andiamo avanti sulle pagine del Corriere delle Alpi per giungere a quelle che vengono dedicate alla provincia di Belluno e che iniziano con un articolo di approfondimento relativo alla ACC di Mel. Il commissario Castro, che guida questo periodo di amministrazione straordinaria dell'azienda, ha presentato un dossier ai colossi del bianco e alle realtà dell'automotive, come già anticipato in prima pagina dal giornale, nella speranza di poter ottenere un sostegno che garantisca la prosecuzione dell'attività dello stabilimento di Mel. Passiamo a un altro argomento, sempre di carattere economico e anche industriale. Appello di Confindustria: mancano autisti. Giorgio Cugini spiega le difficoltà delle aziende. Pronte 30 assunzioni, c'è un bonus per conseguire la patente. Passione e talento d'eccellenza, premio a Cori, prototipista a Telios. Il giovane guida un gruppo di 30 persone. Siamo gli artigiani che creano occhiali. Questa è la spiegazione della sua attività. Apre il cantiere all'asilo nido. Bimbi in classe il 10 gennaio. L'intervento di ANCI ha sbloccato l'impasse legata al contributo statale per i lavori. Il sindaco di Belluno Massaro, relativo all'asilo nido Piccolo Girasole in via Bellun, interventi in 2 stralci per garantire la riapertura come previsto. Un insegnante su 3 è un supplente. La CISL: nelle scuole c'è troppo precariato. Fra i docenti di sostegno la percentuale sale al 60%. Il sindacato conferma la segretaria del comparto scuola nella figura di Lorella Benvenu. Il congresso della CISL Scuola Belluno Treviso si è tenuto a Pedavena. E ancora, per quanto riguarda la pandemia, si torna in classe a San Pietro di Cadore. Incarico all'ULSS Dolomiti 640 studenti e insegnanti che fanno parte delle 33 classi sotto sorveglianza di cui ho detto poco fa. Tumori del grosso intestino: sono 180 gli interventi all'anno attuati dall'ULSS Dolomiti, un dato che è emerso ieri nel corso di un convegno coordinato proprio dall'ULSS Dolomiti dedicato ai tumori. Spostare il centro oncologico di Auronzo, l'ipotesi dell'ULSS per l'assenza di medici. Richieste e problematiche dei club ACAT, delle associazioni che si occupano dell'alcolismo. In pandemia molte famiglie hanno mollato e mancano alcune sedi. Eccoci alla pagina di Feltre. 6 borse di studio ai futuri infermieri se lavorano 3 anni all'azienda feltrina. Il comune usa i fondi Covid per attrarre nuovi professionisti, 5.000 euro a testa, ma dopo la laurea devono restare. Il gruppo di cantori Solo Voci festeggia 25 anni più 1. Stasera il concerto in Duomo, l'anniversario del 2020, era stato rinviato per la pandemia. E siamo sempre nella zona feltrina.
Letture ad alta voce per tutta la giornata a Feltre, poi c'è il filosofo Galimberti. All'anno di Piave, sabato di confronto tra minoranza e sindaco. E ancora da Lana, torna oggi la Ciaspaluna per scoprire il territorio. Fonzaso, spariti 3 cassoni con tonnellate di rifiuti dal deposito della SAP. I contenitori trasportabili da camion sono molto ricercati. Il curatore Lidini ha sporto denuncia. Arrivano le fototrappole. Le fusioni, un affare, solo se garantiscono però più servizi e migliori. È l'opinione del sindaco di Val di Zoldo, Camillo De Pellegrin, che guida un comune che avrà più euro pro capite. Quei soldi servono, per carità, ma l'obiettivo è un altro, perché le fusioni prevedono anche degli incentivi economici. Sono dell'idea, sottolinea il sindaco, che realtà tipo Zoppè sono così particolari che fanno molto bene a restarsene da sole. Identità cancellate, la dimensione di un territorio non ha nulla a che fare con questo aspetto. Aiuti per la cittadinanza, le parrocchie in aiuto dei figli di emigranti. Questa corrispondenza viene da Sedico. E da Longarone, MIG, Mostra Internazionale del Gelato, novità 2021, un'area dedicata alla cioccolatteria. La mostra del gelato offrirà un'intera area dedicata a quella che potrebbe essere la soluzione più idonea a destagionalizzare l'attività dei gelatieri. La Casa dei Libri, un fiore che abbellisce l'Alpago, realizzata e di proprietà dell'artista veneziano De Marchi, è lì da 30 anni, ma pochi la conoscono. È bastato un post di Luca Zaia a portare a Sant'Anna di Tambre un piccolo esercito di curiosi. Il sindaco Facchin Livio ci propose di acquistare lo stabile, ma i soldi non ci sono. Quando sale lassù è lui stesso che guida quelli che si presentano dentro l'abitazione. E ancora da Longarone, macchinari per le pulizie, risorse boschive, una doppia interrogazione. Ponte nelle Alpi, con vetrine parlanti, un omaggio alle donne che sono state esempio. La compagnia della montagna ora è regola. La notizia viene da Falcade. Il presidente Scola, porte aperte a tutti, obiettivo regolamentare giuridicamente le attività insistenti sui terreni di Valfreda. Le istanze dei ladini nelle mani del ministro D'Incà, che ha ricevuto Denny Dorigo, presidente della Casa de Jean dell'Istituto dei Ladini dei 3 comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo e Colle Santa Lucia. 2 volpi investite sulla tangenziale nel giro di mezz'ora ad Auronzo di Cadore. Cortina, nuova cabinovia Pocol 5 Torri, ISTA partner di SEAM nella prima gestione. Obiettivo quantificare con precisione i costi e i guadagni per poter modulare il futuro bando per l'affido a privati. Il sindaco Ghedina intanto procede la fase di collaudo, apertura il 18 dicembre. E a Borgata Giao, in comune di Valle di Cadore, conclusi i lavori più urgenti di sistemazione del territorio. Ora i progetti definitivi per evitare che le colate di fango, in caso di maltempo, danneggino la frazione. San Vito di Cadore, ecco il bonus nuovi nati. Il sindaco, manteniamo una promessa elettorale. Si tratta di un bonus di 500 euro. Auronzo, lo sci reclama acqua per i cannoni da neve, fateci realizzare un bacino artificiale. Il presidente di Auronzo d'inverno sollecita il comune, ha il nostro studio di fattibilità in naftalina già da 4 anni. Pieve di Cadore, Lions e scuola di ottica insieme, occhiali in dono ai paesi poveri. L'Aggio, il presepe animato, ha già aperto le porte. In soffitta nel 2020, ora è stato rimontato. E dal Corriere delle Alpi,
passiamo al Gazzettino di Belluno, che apre, come già abbiamo visto sul Corriere, con la notizia della ACC. ACC, ultimo giorno di speranza. Scade oggi il termine per la presentazione di nuove offerte di acquisto dopo che il primo bando era andato deserto. Trattative con Electrolux e apertura alla Fincantieri. Se non andranno in porto, il fallimento sarà più vicino. E la fotonotizia della prima pagina del Gazzettino di Belluno è dedicata a una interessante iniziativa di solidarietà. Sindaci, camerieri per beneficenza. E c'è la foto del presidente Padrin, che è anche sindaco di Longarone, e poi di Massaro, sindaco di Belluno, di De Pellegrin, sindaco di Val di Zoldo, e anche del sindaco di Santa Giustina, Ivan Minella. Sono in cucina pronti a fare il loro servizio. Servite, scrive il giornale, 112 persone. Giù tutte le barriere. Provincia inclusiva. Un gruppo già al lavoro per abbattere gli ostacoli nelle città e in provincia in vista delle Olimpiadi 2026. Il presidente di ASSI, l'associazione degli invalidi, molto resta ancora da fare. Oscar De Pellegrin, l'obiettivo è creare una società per tutti e un turismo accessibili. E poi c'è l'approfondimento della notizia dei sindaci camerieri. L'obiettivo della serata era di raccogliere i fondi per comprare un sollevatore in piscina. Il percorso è iniziato, ora i fondi. Padrin illustra il progetto di Area Vasta che tra qualche mese potrebbe trovare un finanziamento. Si continua anche a lavorare per avvicinare studenti e ragazzi agli sport paralimpici con eventi e informazioni sulla disabilità. Tutti dobbiamo avere le stesse opportunità, migliorati anche i sentieri di montagna. Attenzione dalla giunta Massaro, interventi sui marciapiedi rivoluzionati, tutti i posti auto. Tutte iniziative che vanno nel senso di rendere la città e gli ambienti e anche le occasioni dello sport accessibili a tutti, anche alle persone con disabilità. Scuola, riaprono le primarie in Comelico. A San Pietro si fa già lezione. Lunedì tocca a Santo Stefano. E nel dare questa notizia il Gazzettino propone anche un aggiornamento della situazione pandemica in provincia di Belluno. Peggiora il numero dei positivi, ma Belluno è la provincia migliore del Veneto per terapie intensive, cioè per occupazione limitata delle terapie intensive. Dà forma alle idee di Occhiali, il tecnico di Telios, sul trono. Enrico Cori, bellunese 37enne, premiato IRE a Firenze nei mestieri d'eccellenza. Il prototipista capo dell'occhialeria di Longarone ha vinto per la competenza. È il primo riconoscimento di questo tipo per il settore. Sarà servizio radio nelle emergenze, la lezione di Vaia. Inizia oggi da 2 giorni in Piazza dei Martiri con FIR, SER e Radio Club, la federazione del servizio emergenza radio e il Radio Club di Belluno. Carabinieri forestali aiutano i bimbi a far crescere nuovi alberi a scuola. Si tratta di un progetto di educazione ambientale. Ma eccoci a Feltre, borso di studio da 5.000 euro per formare nuovi infermieri. Il comune di Feltre istituisce un fondo da 30.000 euro riservato a studenti dell'ultimo anno. Gli assegnatari avranno il vincolo di dover restare almeno 3 anni nell'azienda feltrina. Solo voci, il complesso Canoro celebra 26 anni con un concerto in Duomo. Il gruppo sarà diretto da Pio Sagrillo. Si inizia questa sera alle 20:30. Suo figlio ha avuto un incidente. 88enne sventa la truffa. Il tentato raggiro giovedì mattina con una telefonata a un anziano di Feltre. Un finto carabiniere chiedeva soldi.
Tari azzerata per le imprese che hanno dovuto chiudere a Cesio Maggiore, fondo di 39.000 euro, esclusi gli alimentari e anche le farmacie. Dopo la tragedia, telecamere su tutto il territorio comunale. Siamo a Fonzaso. Il comune ha accelerato l'iter per il nuovo impianto di videosorveglianza. Progettazione affidata il giorno dopo il ritrovamento del corpo di Emilia. Dopo la scoperta del cadavere era emerso che gli impianti pubblici non potevano aiutare perché rotti da tempo. Furti e rifiuti alla SAP, colpevoli nel mirino, il curatore Licini alle prese con vandali e smaltimenti difficili. E poi c'è l'articolo di approfondimento sulla situazione di ACC. Capolini ACC chiude la seconda asta, attese entro oggi le manifestazioni di interesse. Lunedì al Ministero per lo Sviluppo Economico sarà decisa la sorte dello stabilimento zumellese. Sì, ricordiamo che lunedì è in programma un incontro proprio al Mise con i sindacati di ACC. Senza offerte prevale l'ipotesi di fallimento già entro Natale. Intanto i lavoratori riassumono in un video la loro eroica battaglia per salvare lo stabilimento. Comune in aiuto alle famiglie a San Vito di Cadore. C'è il bonus bebè, ma non soltanto, previsti 500 euro per ogni nato nel 2021, oltre a premi agli studenti meritevoli. Il sindaco Caruzzo, pur in un quadro di finanza pubblica non facile, l'azione sociale va sostenuta. Dissesti a Borgata Giau, in comune di Valle di Cadore, completati i lavori in regime di somma urgenza. Salta la celebrazione a Cadin di Cortina d'Ampezzo per la Madonna della Salute. E chiudiamo con una notizia di sport e in particolare di calcio. Unione Limana Cavarzano Fioribarp, finalmente il derby. Esaurite con la fusione Dolomiti le rivalità di Serie D, quella di oggi alla Cal, anticipo alle 14.30 a Limana, è diventata la partita più importante tra squadre bellunesi. Ricordiamo che le due formazioni, il Fioribarp e l'Unione Limana Cavarzano, militano nel campionato di promozione. Si chiude qui questa edizione della rassegna stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci.